Ragazzuoli, oggi vi porterò un horror incredibile. Signori, il gioco in questione, ma anzi, ma non c'è manco bisogno che metto l'atmosfera horror, perché adesso io switcho tutto e aumento il volume qui, perché l'avevo abbassato per lo starting. Allora, signori, il gioco in questione si chiama Hellseed ed è un gioco ambientato in Italia, però purtroppo non è doppiato in italiano e nemmeno tradotto. Fortunatamente molte cose si capiscono perché nel gioco è italiano, però la traduzione è inglese, ti rompe i coglioni. Molte altre cose eventualmente Google Traduttore. Sì, viva l'ignoranza. No, raga, questo gioco penso sia il gioco più horror che abbia mai giocato. Partiamo dal fatto che io l'ho provato, quindi magari so la fase iniziale, però no, insomma l'ho solo provato. Aspetta che mi preparo qua Google Traduttore a portata di mano, raga. No, non siamo crashati, aspetta. Ok, siamo qua, crashati un cazzo. Signori, questo gioco, veramente, l'ansia che mi riesce a dare è qualcosa di incredibile. Allora, lei è bellissima. Siamo in una casa, non sappiamo dove, non sappiamo perché. E la luce non c'è. Madonna. Una nota, vedi, noi qua in teoria non capiamo un cazzo, almeno io non capisco un cazzo. Fortunatamente la tecnologia ci insegna che c'è Google Traduttore. Vediamo che cazzo c'è scritto più o meno. 10 settembre 1972 ricevemmo una chiamata anonima, segnalazione di rumori notturni da un'abitazione sita, borgata Coin... Vabbè, sarà... ok. Aspetta che si è buggata la traduzione. Una volta in casa abbiamo... Oh, porca puttana. Giunti in casa abbiamo incontrato i due coniugi, De Santis Angelo, che saremo noi, e nostra moglie Rossi Laura. Vedi che è proprio nomi italiani. Proprietari dell'immobile, che hanno confermato di essere stati inculati da dei ratti fastidiosi. Vabbè, cagare, dai, non puoi mettere... TikTok, io mi dissocio da quello che sentite. Qualsiasi suono fa parte del gioco, ti prego. Vabbè, qua ci sono tipo dei... Come cazzo funzionava? Ecco, Barone Daniele, amore Andrea, amore Filippo, amore Giuseppe, amore Laura, amore Mario. Me una puttana. E mia moglie. Non si You può. got your baited. You got your baited. You got your baited. Attenzione, mamma mia, abbiamo appena iniziato. Comunque, possessione. Vabbè, quando più o meno è come era... Qual era quel gioco lì? Forse... come cazzo si chiamava? Visage. Che c'era la possessione, ecco. Vabbè, più vediamo questo simbolo rosso lì in basso a sinistra, più c'è Satana. Ma io non vedo ferma la live. Aspettate, raga. Allora, fatemi solo sapere se si vede bene, se non avete problemi. In teoria è tutto a posto. Quindi riprendiamo. Qua c'era un documento dove abbiamo visto che comunque che è venuta la polizia qui per una chiamata ricevuta. Cazzi e mazzi. Questa è la nostra carta d'identità. Ci chiamiamo Angelo De Santis. Siamo di Torino. Siamo uno psichiatra e abbiamo capelli e occhi marroni. Siamo del 77, attenzione. Qua è tutta la nostra moglie che ci tradiva con tutta la popolazione del luogo di Torino. Se li è fatti tutti, da Andrea, Filippo, Giuseppe, Laura, pure con le ragazze. Sti cazzi, basta che respira, diglielo, Laura. Minchia, questa è una cantina. Per adesso sembra tutto normale. Signoruccia, aiutami tu. Questa è chiusa. In teoria dovrei non morire in questo horror. In teoria lo scopo del gioco è non farmi inculare. Guardate questi quadri. Questa è chiusa. No. Madò, mi sono... sempre sti cazzo di armadi, basta. Già il fatto che ci sia un armadio per nasconderti non è un buon segno. Tuo padre devo riparare. Porca puttana. Se spunta qualcosa mi cago addosso. Devo riparare il pannello elettrico.
pannello elettrico sarà in cantina. Dove cazzo era la cantina? Già la porta della cucina si è aperta. Io mi ricordo perfettamente che era chiusa. Accendi la luce, lurida puttana. Ci vuole un po' di olio. Guardate raga la cucina. Classica cucina italiana. Dai, qua c'è la nonna che ti fa le polpette. Calendario, aprile del 1980. Ed è segnato martedì 10. Cosa c'è scritto? Sì, l'unica torcia che non illumina. Ah, ma vaffanculo. Però non riesco a capire. 200.000 lire a Laura per spesa. Ah, gli ha dato 200.000 lire a Laura per fare la spesa giorno 10. Qua presumo sia tutto marcio. Apriamo il frigo. Una bella custata buona, ragazzi. Vede che è di ottima qualità questa. Allora, la clorpromazina, vabbè, appartiene a un gruppo di farmaci noti come fenotiazine, che agiscono sul sistema nervoso centrale. Sono usati per trattare le seguenti condizioni: schizofrenia e altre psicosi, in particolare paranoia, deliri e sentimenti di persecuzione, mania, comportamento iperattivo. Vabbè, praticamente malati totali. Malati totali, tipo un molesto. Attenzione raga, qua non hanno i diritti e quindi non sono Marlboro. Sono Maroro. Compra anche tu Maroro, 5,90 € tabacchino. Schifo, sto rutto qua butta tutta l'anima. Audio? Non sono io a parlare. Sentite? Madonna raga, mi vengono i brividi. Maria, è inquietante, ce li ho in testa. No, ma in quel momento me lo vai a fare. È chiusa, meno male, che Dio ti benedica. Che Dio ti benedica. Dove cazzo? Che Dio ti maledica! Perché fa sempre un certo effetto giocare a sto gioco. In una cantina incredibile. Ci sono delle valvole. Dai, guarda, pure le stesse sedie che tutti abbiamo. Poi quando vengono gli amici e si pigliano i sedili di plastica in campagna. Dai. Proprio si vede l'ambientazione italiana. Guarda l'Alfa Romeo, raga. Alfa Romeo quell'antico. Oh, ma sì. È chiusa. C'è il baule chiuso. Guarda l'Alfa Romeo, raga. Guarda quanta roba. Questa quale cazzo di Alfa è? Però è vecchissima. Istruzioni. Vabbè, in caso... Ah, qua è il pannello elettrico, ma è chiuso. Madonna, si può spegnere la torcia? Oh. Mamma mia, raga, non è una torcia, è... Mamma mia, un riflettore delle discoteche. Se non possiamo... Dove cazzo mi impiglio? C'è un quadro. Questa qui è la velocità massima del personaggio, eh? Pensate che sto camminando. Le cesoie. Vai via da qui! C'è il demonio. Allora, con le cesoie, almeno questa parte iniziale la so, con le cesoie possiamo interagire qui. E infatti entriamo qua sotto. Qua ci vuole il coso, il giravite. Ma ce n'è un altro da qualche... Mamma mia, è sempre inquietante vedere sto cazzo di appendiabiti lì. Papà? Io ho visto un uomo camminare, raga. Non so voi, ma io l'ho visto. Qua c'è un altro.
C'è un cazzo. Ah, la scala, ok. Con questa qui possiamo accedere a diversi oggetti. Uno, se non sbaglio, è qua. Metto la scala. E c'è una chiave. Chiave del box. Questo box, se non sbaglio, dove cazzo era? La cucina. Eccolo. Saliamo qua. Metti la chiave. Non ce l'ho la chiave? Apri! Oh. Un'audiocassetta che non ho mai ascoltato perché non ho mai trovato poi il modo di ascoltarla. Però questo qui l'abbiamo preso. Dovremmo riandare in cantina molto allegramente. Sento cose che si aprono. Di nuovo l'acqua. Ehi! In teoria, aspetta, no, dov'era? Eccola qua. Scatola degli attrezzi. Metti la scala. Prendilo. Cosa minchia è? Una leva. Raga, più o meno qui ero arrivato. Ho fatto due cose, poi non mi sono voluto spoilerare niente più. La leva. La leva, dove cazzo si metteva la leva? Però vedi, manca un bottone. Bottone che non ho mai trovato. Attenzione, guardate qua, raga. Renato Zero, la mia estate senza te. Cioè, proprio il disco di Renato Zero. Vedi che bello che è ambientato in Italia sta roba. Ci sono le mosche. Vai via, Satana. Poi c'è il ciclo di Laura. Se ne andate in cantina. Ah, la leva per fare il coso della cantina. Grazie Laura, che col tuo ciclo mi indichi la via. Amore mio. Non mi piace questo rumore in sottofondo, raga. Mi stanno scoppiando i timpani. Tutto normale, tutto normale. Non è successo niente. Sì. Sì. Madonna, Artemio, Gesualdo, Giacomo, Pierpaolo. Sono tutti qua. Ma come cazzo camminano sti ratti, raga? Veloce. Veloce. Attenzione, l'assalto dei ratti. Che cazzo significa tutto questo? Però abbiamo attivato l'elettricità, raga, in teoria. Funonzia. Ora sì che è allegra, cazzo. Guarda che armonia che c'è adesso, raga. Fantastico, raga, non ho più paura. Un'allegria unica in questa casa, raga. Proprio si respira la gioia. Sai quando... Questa è gioia. Allora, noi abbiamo attivato l'elettricità. Cos'è sto rumore? Accendi la luce. Dove cazzo è la luce? Oh, molto più allegro. Si può accendere qua? Dove cazzo? Ho un cuscino e non ho paura di usarlo. Si è chiusa. Urso, buonasera, bro. Oh, io raga, io mi porto il cuscino come arma, io ve lo dico, Appena vedo uno. Ah, corpo, ah. Io ho il cuscino, Io non lo Oh, wow. Ti prego, placati. Ti prego, non fare così. Troviamo un accordo, aspetta. Ma questo si è spostato, raga, I feel strange. non era qui, aspetta, non era qui. Non è...
Ma questa è la cucina? Vai via, demonio! Ma suo padre. Chiudi st'acqua, l'ho chiusa 26 volte, basta aprire l'acqua. Non succede niente. Incredibile. I crocifissi, ah vabbè, quando si girano al contrario devo rigirare. Oh, oh, oh. Madonna, raga, mi sono cagato. Mamma mia, che volume forte che ho. Spegni. Accendi. No, 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 vai via. Campero sulla pianta io. Non mi si accende la torcia. Vai via. Non mi si accende la torcia. Cos'è, un porno? Guardate i quadri, raga. Posso uscire? Come cazzo fa a funzionare senza fili? It's Toscani. Who am I talking to? Hi, Inspector. It's Angela from the department. Ciao ispettore. Everything all right? Cazzo sono un ispettore? Sound a little upset. Everything's okay, Angela. I just, haven't been sleeping well. Mamma mia, com'è però? Vi sta piacendo, You raga? discovered anything? We did some research in the Lamb Registry archive. The villa was purchased by Dr. DeSantis about 20 years ago. Scusa, ero intrippatissima, Mali, scusa. Come chi cazzo si è alzato da lei? Ah, va, dai, Mali, dai, non me le dire ste robe. Non me le dire. Non me le dire ste robe, Mali, ma sei bastardo. Scusami, trippato, perché ti devi immedesimare nel gioco. Bisogna viverlo come un film. Vabbè, te ne vai, That is lurida indeed very strange. di un dipartimento di me. Okay. Great job. Raccomandata. Ma mi si è aperta una porta. Quello è il cesso, raga. Buon uomo. Vabbè, occupato. Bastava chiudere la porta, non aprirla. Madonna. Cazzo faccio? Clicco. Dove minchia salgo? Oh, Camilla Trewin. È il mio compleanno. Ah, penso sia mia figlia, Camilla. Questo è il mio compleanno. Festeggiamo mano nella mano. Caro padre, cara madre, sono così felice di essere tua figlia. Ti amo, Camilla. Moroni editore. Bene, quindi abbiamo preso sta cosa. Questo è tutto chiuso. Ah, ho usato la leva. L'ho aperto. Ma non c'è un cazzo. Questi non si possono aprire. Qua non c'è nulla. Oh, questo è il coso della... la mappa della casa. Una chiave. Una chiave per launch room. Cazzo c'è messo qui? Febbraio? Vabbè, l'11 febbraio in via Buonarroti l'hanno presa in culo, lui e sua moglie. Fammi vedere il mio inventario. Allora, noi abbiamo intanto una chiave del launch room house. Vediamo dove cazzo è il... dov'è la... eccola qua. Allora, noi siamo in questo momento sul corridoio. E quella stanza... ma è qua accanto. È una di queste. Penso dobbiamo andare lì comunque nel cesso, perché ci ha indicato giustamente il nostro buon uomo. Vieni qua, stavo cagando. Ma tu vai a cagare, pezzo di gioco di merda, raga. Ma che cazzo fai ste robe? Zoom di merda così con il jumpscare, perché?